Benvenuti in questa doppia recensione del Belfriuli e a questo tributo a un nostro caro personaggio di questa serie, come anche dell'All Friuli, come anche di altre serie che ci sono state in precedenza. Ludmillo Kalincenko, purtroppo scomparso, non ce l'ha fatta, mi ci vuole ancora molto per rendermene conto, per accettarlo. È veramente una notizia che mi ha messo molto molto giù. La sua scomparsa non ci voleva. Prima volevo dirvi che avevo intenzione di dividere la recensione dal tributo in due video diversi, però poi ho detto no dai, facciamo tutto in un video perché altrimenti viene troppo corta, lo voglio fare bello lungo il tributo, come anche la recensione, non lunghissima però, almeno superare i 5 minuti, o anche di più, così almeno faccio solo un video e non intaso anche la fanpage. E comunque direi intanto di cominciare appunto da dove si è scoperta la notizia dopo l'incidente, quindi cominciamo a recensire il 44esimo episodio del Bel Friuli e io personalmente non ci credevo quando ho sentito la notizia. E poi abbiamo avuto anche una reazione parecchio strana da Happy Farming. Personalmente è una reazione che io non capisco, non comprendo. Leslie infatti ha ragione, lo appoggio al 100%. Leslie non ha spesso ragione, ma in questo caso sì. Capisco che causa incidenti, che è un po' con la testa fra le nuvole, che è un pazzo scatenato, ma in questo caso ha ragione. Un happy farming che pensa solo al bene dell'azienda, best for business, per chi non si ricordasse di questa famosa frase, best for business, la disse Vince McMahon e Triple H, l'Authority, nel 2013, quando Daniel Bryan non, insomma, ha perso il titolo per via di Randy Orton, di quando ha incassato e di quando Triple H ha voltato le spalle a Daniel Bryan con un pedigree. Insomma, è per farvi capire quello che intende Happy Farming, nel senso best for business, una frase così veramente spietata, senza cuore, che pensa solo al business. E io personalmente, e qui parlo ovviamente nella storia, non nella realtà, quindi cercate di capire cosa intendo. Happy Farming sei uno stronzo, sei un pezzo di merda perché non ti sei presentato al funerale di Ludmilo Kalincenko, il tuo migliore amico, l'uomo che ti ha sempre guardato le spalle, l'uomo che ti ha sempre aiutato nella farm, avete fatto la truffa insieme, hai anche trattato di merda Leslie, gli hai detto che sa fare solo danni, che altro gli ha detto poi? Ah, vabbè, bravo, vai a piangere che sa solo piangere e fare danni. Non è un comportamento leale questo. Infatti, Leslie ha pure ragione, questo è un comportamento alla Inner Circle. Secondo me, sotto sotto, c'è qualche accordo fra Inner Circle e Happy Farming Day. Io non voglio essere che penso male, però secondo me c'è qualche accordo. Questo è un turniere, ragazzi, questo è un turniere. Questo qui cambia la landscape, cambia la faccia del Belfriuli della serie, perché se questo qui diventa heel, se Happy Farming Day, che è il protagonista principale, diventa heel, sta serie cambia. Possono fare il bello e il cattivo tempio. Ora non so se c'è un accordo con l'Inner Circle, è una teoria, non è verificato questo, ma è una teoria, non è ufficiale, però qualche domanda facciamocela ragazzi, perché io sinceramente sono senza parole, senza parole, assolutamente, sono basito, sconcertato e contrariato da questo comportamento di Happy Farming. Mi limito a dire questo. Un episodio veramente molto molto cattivo. Sì, un Happy Farming, scusatemi, veramente molto cattivo. Poi passiamo al funerale e poi passiamo al tributo che ho preparato, che ci sono anche molti ospiti appunto per celebrare e per dare memoria a Ludmilo Kalincenko che ci ha lasciati in quel tragico incidente stradale, che fra l'altro se n'è andato nello stesso modo della signora Concetta. Si uniranno insieme e mangeranno un bel piatto di vongole lassù.
il reverendo Paolo, che non vedevamo da un sacco di... No, non vedevamo da la seconda stagione della All Friuli, che non lo vedevamo quando c'era la messa in scena. È da molto tempo, quindi che non lo vedevamo. E... Ha celebrato il funerale. C'ero anche io a mia insaputa, ma c'ero. C'era Christian Talento. Christian Talento che neanche l'ombra si vede. No, non c'era Epifanio che c'era Christian Talento. Teus che sembrava scomparso o fatto nei come si dice, nelle metropolitane di Milano, invece guardate dov'era, era il funerale di Ludmillo e Happy Farming non c'era. Ma questo è surreale, ragazzi. Questo non è normale. Intanto qua c'è Ronda Rousey in un film. Com'è che si chiama? Minchia, Mercenari 3. No, scusatemi, ecco, ho visto Ronda Rousey e ho detto cazzo. Sì, comunque torniamo seri. Che altro c'era in sto cazzo di funerale? Aspettate che mi devo ricordare. Vabbè, c'era Leslie, ovviamente, che è il cazzo. Lui è stato il primo che si è confrontato con questo nuovo Happy Farming. E che cazzo c'è stato poi, ragazzi? Mi sono dimenticato. Nel senso, veramente un qualcosa di incredibile. Mi sono veramente deluso da Happy Farming perché non è giusto questo comportamento che poi dico è veramente strano. Comunque Leslie mi fa morire quando dice panzone a tutti perché cazzo sarebbe capace anche di dire panzone ai bambini che muoiono di fame in Africa. Ah cazzo c'era pure il Zigbobobobobobobolo al funerale, ma vi rendete conto che c'era pure il Zigbobobobobolo al funerale e non c'era Happy Farming Day? Dico, no, è per farvi capire che comunque è stato un qualcosa di veramente shock. Io questo comportamento non lo concepisco, non lo capirò mai, perché veramente io non mi rendo conto di cosa c'è sotto. Questa mi è nuova, come ha detto Leslie in un episodio. Questa mi è nuova. E adesso passiamo ai ricordi delle persone che hanno amato Ludmillo, che ne sono state accanto. Comincio io però con il tributo. Passiamo al tributo. La recensione è finita, ma ora passiamo al tributo. Il mio tributo è questo. Il mio ricordo, come anche il tributo, chiamatelo come volete. Il mio ricordo è di Ludmillo che, insomma, era un personaggio straordinario. Mi dispiace che se ne sia andato, moltissimo, perché era uno dei miei personaggi preferiti. L'operaio migliore, nel senso il personaggio maggiore, lo sapete che è Happy Farming. Come personaggio, però, cioè, che poi non era neanche secondario, però per farvi capire, dopo Happy Farming, il primo era ovviamente Ludmillo, poi ci sono i vari Leslie che ce l'ho nel cuore per The Hangover, Una notte da leoni, ci mancherebbe. Che altro c'è poi? Sì, Bobolo non è stato un operaio per poco, però sempre un personaggio è. E vabbè, il Reverendo Paolo fighissimo, veramente un personaggio che ci sta un sacco, però ecco, Ludmillo era il re di quei personaggi. Ora non c'è più, come anche la signora Concetta era la regina, no? Poi c'è anche Pino Esposito con personaggio assurdo, l'Inner Circle, ehm, chi altro? Vabbè, Christian Talento e Teus, che sono più fatti soprattutto Teus che è più fatto, non mi viene in mente. No, dico comunque, tanti personaggi, ma Ludmillo era veramente è veramente imbattibile. Anche da morto lo è imbattibile. Ora non so chi sarà il prossimo operaio, ma non riuscirà mai a rimpiazzare Ludmillo. Ludmillo che nel 2000, che la sua prima apparizione fu in Cacciatori dei Fantasmi in un altro canale, Happy Paolo Day, il primo canale di Paolo di Happy Farming. Nella serie Cacciatori dei Fantasmi, quante avventure che hanno fatto assieme Ludmillo e Happy Farming, veramente non so come sia potuto accadere che Happy Farming non si... No, 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 veramente, come mai non è andato al funerale, questo lo voglio sapere. Perché è veramente qualcosa di pazzesco, di vergognoso e di atroce. Porca puttana! E non lo capisco, onestamente, non capisco perché. Insomma, comunque, stavo dicendo che la serie Cacciatori di Fantasmi andò per la prima volta in onda, se non erro, nel luglio, o nel giugno o nel luglio del 2019. Quindi diciamo che Ludmillo ha fatto 2 anni, sì, 2 anni, ha fatto 2 anni, eh, ha fatto 2 anni, ragazzi. Insomma, 2 anni che lo conoscevo, 2 anni di serie meravigliose, tra cui
i cacciatori dei fantasmi, la All Friuli, seconda stagione della anzi nella seconda stagione non si è presentato tanto, però sì, diciamo che la contiamo lo stesso, e poi il bel Friuli. Io sono senza parole. Forse è la frase che state sentendo di più da me in questo periodo, ma non me ne ho fatto un cazzo. E passiamo adesso agli altri che vogliono tributare un omaggio al grandissimo Ludmilo Kalinčenko. Ai! Cosa? Chi è morto? È morto Ludmillo. Chi? Ludmillo. Chi? Goldberg, so che hai una certa età, però cerca di sforzarti. È morto Ludmilo Kalinčenko, personaggio del Bel Friuli. Ah, sì, 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 di Beautiful. Mia moglie guarda sempre Beautiful. Ai, 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 ai. Va bene, Goldberg, torna da Miss McMahon a vincere i titoli. Sei molto giovane e sei un talento molto promettente. Sono Triple H. Voglio dire che approvo le parole di Happy Farming sul Best for Business, però in certe cose il business deve essere tralasciato. E lo dico io. Ludmillo purtroppo era giovane, ci ha lasciati, però spero che possa vegliare su tutti noi. Il mio ricordo di Ludmillo, beh sì, Ludmillo guardava sempre gli episodi di Big Delete con me, con gli Young Bucks, eravamo molto uniti. Una volta mi voleva anche sfidare per il titolo. Lui era il campione delle radiazioni di Chernobyl, io sono il campione W, volevamo fare un uno contro uno per affrontarci con entrambi i titoli in palio perché come sapete sono il bel collector, ma purtroppo se n'è andato, quindi non possiamo farlo. Però in sua memoria voglio vincere il Radiazioni Chernobyl Championship, lo farò, stanne certo Ludmillo. Sogno patrino, Roman Reigns, un capotavola, Head of the Table, un Tribal Chief sogno. Ho saputo della dibattita di Giummello Kalinčenko. La mia famiglia è dispiaciuta. A me famiglia è troppo dispiaciuta. Giummello era un bravo guaglio, ah no, quello è napoletano, un bravo Caruso era, un bravo Caruso. E mi sarebbe piaciuto invitarlo qui in famiglia un giorno, una sera di queste, perché io sono un capotavola. Acknowledge me, riconoscetemi come il vostro capotavola e riconoscete John Miller portandogli dei fiori sulla tomba. Happy Farming, vergogna. Cosa? Maxwell è morto Ludmilla, lo sapevi? No, ma che cazzo me ne frega a me? Nel senso, io sono solo legato a Happy Farming per via del fatto che ha portato l'Inner Circle in rovina. Ma non me ne fotto un cazzo di Ludmillo, sinceramente parlando. Quindi ho un volo per Chicago. Devo andare. Quindi non rompetemi il cazzo. Ho da pensare a Chris Jericho di nuovo per All Out. Ho da pensare al Pinnacle, a mandare avanti il Pinnacle. Quindi concordo con Happy Farming. Neanche io sarei andato al suo funerale del cazzo. Posso andare? Oppure devo tirarti un calcio sulle palle? No, 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 vai, 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 vai. Scusami per il disturbo. Sì, sì, vaffanculo. Io sono cugino di Ludmillo, Ilya Dragunov. Viva lo zar! Sono addolorato dalla perdita di mio cugino Ludmillo. Ho vinto da poco NXT UK Championship contro Walter. Walter è stato avversario grandissimo e mi sarebbe piaciuto vedere Ludmillo, vedermi come campione di NXT UK. Mi sarebbe piaciuto. In più ce l'ho con Happy Farming
Perché lui avrebbe mandato Ludmillo Roma e lui secondo me sapere tutto. È come a dire cane da guardia prima, lui avere accordo con l'Inner Circle per aver fatto morire Ludmillo e c'è qualcosa sotto. Ecco perché lui non essere andato funerale. Io giuro che se scopra qualcosa di concreto e se ho le prove che è stato Happy Farming, io vado da Happy Farming e lo uccido. Perché lui essere stato a dire no, basta contattare tuo cugino Dragono perché Plutonio costa troppo, i viaggi da quello lì, quell'altro. Sono incazzato io ora. Sono incazzato, sono incazzato, sono incazzato. Porca puttana, sono incazzato. È triste. Per mio cugino Ludmillo. Kalinchenko. Fedelissimo cugino Ludmillo Kalinchenko. Happy Farming, se io trovo prove, vengo a cercarti. Lì in Friuli, vengo a cercarti calci in culo. Cercarti. Un Dragunov parecchio incazzato per quanto riguarda quello che è successo a suo cugino. Infatti questa teoria diciamo che non sono l'unico a pensarla, però non ne ho idea. Volevo intervistare anche Jericho, però non mi fa parlare, è molto spaventato. Magari pensa che sono un poliziotto in borghese, che lo voglio arrestare, una spia della scia, ma no, io non sono nessuno, quindi boh. Un comportamento strano anche il suo però, eh. Questo mi fa pensare che c'è qualcosa sotto. Comunque sia, state assolutamente attivi per i prossimi episodi del Bel Friuli, non ve ne perdete uno, per scoprire di più su questa faccenda e sul comportamento di Happy Farming Day alquanto inquieto e strano. Alla prossima!